Presidente, varie criticità stanno aggredendo il Cupa. Ecco, partiamo dai soci fondatori. La provincia, l'ex provincia regionale, si è tirata nuovamente fuori. La Camera di Commercio è in bilico. Ecco, sotto questo aspetto, quale prospettiva adesso per il Cupa? Beh, è chiaro che allora, i soci fondatori del consorzio sono tre. Se vengono meno due soci fondatori, automaticamente il consorzio si scioglie. Quindi qualunque prospettiva futura, qualunque allora, prospettiva di offerta formativa parte dal presupposto che i soci rimangano nella compagine associativa, cioè se l'assemblea dei soci dovesse prendere atto allora, del recesso del libero consorzio e della Camera di Commercio, automaticamente in quello stesso momento chiaramente il notaio che sarà presente a questa assemblea deve certificare la chiusura del consorzio, perché il consorzio diciamo, ha tre soci fondatori che devono essere presenti, almeno due devono essere presenti allora sempre nell'assemblea. Ora per quanto riguarda i numeri, ci trasferiamo a Palermo. Dalla regione nessuna certezza. Anche per quanto riguarda il rettore non ha accolto la richiesta di rideterminazione al ribasso della compartecipazione del Cupa. Ecco, anche questi elementi certamente non giocano a favore del Cupa. Ma guardi, io sono stata attaccata sui giornali e mi è dispiaciuto molto perché era chiaramente un attacco ad personam. Perché allora, allora, il fatto che l'Ateneo, non il rettore, l'Ateneo non abbia accolto la nostra proposta di rideterminazione al 15% della nostra compartecipazione ai costi standard, sicuramente non è stato un atto di sfiducia nei miei confronti perché io non rappresento l'università. Lo ricordiamo, l'attacco è arrivato dalle Dai organizzazioni sindacali. sindacati. Allora, dico, io ribadisco, non rappresento l'università. Premesso questo, allora, la nostra richiesta è stata un poco richiesta dettata dalla disperazione, perché è chiaro che allora, questa richiesta va a creare un buco nel bilancio allora, dell'Ateneo. Viste le emergenze, le criticità, ha mai pensato di lasciare? Ma guardi, io devo dire la verità, non ho pensato mai di lasciare per un motivo molto semplice, perché mi sono assunta un compito che è stato quello di cercare di salvare il consorzio perché si salvano posti di lavoro e si assicura il diritto allo studio agli studenti agrigentini